Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti ad un nuovo tutorial. Oggi vediamo la difesa Damiano. Qualcuno di voi sicuro già la conosce e chi non la conosce vi consiglio di guardare veramente con attenzione queste mosse, perché non di rado capita che qualche vostro avversario possa giocare queste determinate mosse. Voi siete il bianco e il vostro avversario gioca col nero. Ovviamente questo funziona solo se voi aprite con E4 e 2-4. Il vostro avversario risponde con E7 e 5. Ovviamente adesso continua con la classica cavallo F3 e il vostro avversario non difende non con cavallo C6, non con pedone D6, che sarebbe comunque una mossa passiva ma solida, ma difende bensì con F6. Lo scopo di questa mossa è quello di difendere il pedone E5 in modo tale da conservare il pedone D libero per un'eventuale spinta futura in D5. L'idea non è affatto male, tuttavia questa si può confutare con alfiere C4 che impedisce comunque l'avanzata di questo pedone. Il nero comunque può controbattere muovendo C6 e infine D5. In questo caso ha il vantaggio il nero. Tuttavia c'è una mossa che può semplificare il tutto e dare un forte vantaggio al bianco. Si tratta di cavallo per E5. Vediamo cosa succede se il nero cattura. Pedone in F mangia in E5. Facciamo un po' la resa dei conti, il resoconto, non la resa dei conti, e vediamo che il bianco ha perso un cavallo, il nero ha perso un pedone. Materialmente è in vantaggio il nero, ma posizionalmente è in vantaggio il bianco con donna H5 scacco. Ora, se il nero gioca G6, una mossa istintiva ma sbagliata, il bianco gioca donna per E5 scacco. Il nero si deve difendere dallo scacco, per esempio così, e il bianco guadagna una torre. Dopo donna per E4 scacco. Questa mossa di alfiere in E2 è errata, poiché la donna può entrare in G2 e far danni. Perciò si consiglia di spostare il re. E il re non ha nulla veramente da aver paura, il re bianco. Quindi in questo caso c'è il vantaggio al bianco. Vediamo ora il caso in cui si cattura in E5 ma il nero non prende. Per esempio gioca ancora donna E7. Ora il cavallo è minacciato e se togliamo il cavallo da qualsiasi parte, per esempio in F3, la donna può riguadagnare il pedone in E4. Ora, che cosa si può giocare? Se si vogliono cambiare le donne, non c'è metodo più facile che giocare donne 2 con scambio, volendo o nolendo, delle donne. Se si vuole passare il vantaggio, si gioca alfiere 2. Perché si passa in vantaggio con questa mossa? Perché il bianco ha già cavallo e alfiere sviluppato e dalla prossima mossa arroccherà. Mentre il re non ha nessun pezzo sviluppato ed ha il nero non ha nessun pezzo sviluppato ed ha il re e la donna sulla stessa colonna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che può ricevere in qualsiasi momento una inchiodatura. Per esempio, se il nero gioca così, c'è un'inchiodatura, la donna è inchiodata, non può spostarsi perché dietro c'è il re. Quindi il bianco riesce già a piazzare i pezzi pesanti come le torri al centro, mentre il re nero è ancora al centro. Probabilmente, anzi sicuramente arroccherà a lungo, ma si ha subito la donna al centro del gioco e sappiamo bene che la donna al centro, anzi che far uscire la donna subito, non è una delle mosse migliori. Perciò la difesa Damiano consiste nel difendere il pedone E5 col pedone F6, ma dopodiché scatta il sacrificio di cavallo.